Quindi se ci alziamo e leggiamo Genesi 3, alziamoci. Genesi 3, versetto 6. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che era bello, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza dell'Eterno Dio, fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare? Facciamo un salto, andiamo al versetto 21. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. E l'Eterno disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, perché conosce il bene e il male. Ed ora non bisogna permettergli di stendere la sua mano per prendere anche dall'albero della vita, perché mangiandone viva per sempre. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden, perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. E così egli scacciò l'uomo e pose ad est del giardino di Eden i cherubini, che roteavano da tutto intorno una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Amen. Vi potete sedere. Perché leggiamo Genesi e non leggiamo Giovanni? Perché Giovanni ora lo leggiamo. Però siccome ho notato che ci sono dei paralleli bellissimi tra Giovanni e questo brano di Genesi, praticamente tutto il capitolo 3 di Giovanni ha dei paralleli con tutti i miracoli di Gesù descritti in Giovanni. Per esempio, se ci fate caso, qua c'è un angelo. Tra poco andremo a leggere di un angelo. Quindi abbiamo parlato abbondantemente di questa situazione, del fatto che Adamo ha peccato, del fatto che lui ha acquisito la consapevolezza del suo peccato, ha cercato di riparare al suo peccato in una maniera umana, senza interpellare Dio. Lui ha cercato di farsi un vestitino, va bene? Si è cercato di coprire le sue vergogne, quindi riconosceva che era peccatore, ma non ha chiesto la mano di Dio. Lui ha cercato di fare qualcosa per i fatti suoi, a livello umano. E noi vediamo che alla fine c'è anche l'intervento di Dio. Dio procura ad Adamo ed Eva delle pelli, quindi c'è un sacrificio. Che dire, il fatto che Adamo abbia rinunciato a qualcosa di spettacolare per una disubbidienza, ne abbiamo anche già parlato abbondantemente. Adamo rappresenta ognuno di noi siamo Adamo, amen. Dì alla persona accanto a te: tu sei Adamo. Possibilmente quello nuovo però, Comunque, eravamo Adami, ognuno di noi era Adamo. Andiamo a leggere Giovanni 5 dal versetto 1. Dopo queste cose ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'era una piscina, detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava, dopo che l'acqua era agitata, era guarito da qualsiasi malattia fosse affetto. C'era là un uomo infermo da 38 anni. Gesù, vedendolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: vuoi essere guarito? E l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina.
L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. Amen. Come avete potuto vedere c'è un angelo anche in questo caso. Ora spieghiamo perché c'è un angelo in questo caso, ma non solo, spieghiamo tante altre cose. Intanto vi voglio dire che questo uomo aveva 38 anni, come me un paio d'anni fa. Avete capito? No? Va bene. Comunque aveva 38 anni, era un po' più grande di Gesù, quindi era nato prima di Cristo. Per quanti non lo sanno, la porta delle pecore non esiste più. Non c'è più la porta delle pecore, come non esiste più neanche la piscina di Bethesda. In realtà oggi viene identificata come porta delle pecore quella che noi chiamiamo oggi porta dei leoni o porta di Giacomo, che è più o meno dove era la porta delle pecore, e si trova nella parte nord, diciamo così, del tempio, del muro. Il muro del pianto è il muro occidentale, quello che dà verso l'Europa. Ecco. La piscina di Bethesda e la porta delle pecore era a nord, dava verso nord, così avete più o meno un'idea. Da quella parte si entrava anche nel tempio. L'entrata principale era la porta d'oro e dava direttamente accesso quasi al tempio, mentre quella era un'apertura secondaria. Il fatto che lì c'era una piscina ha un'importanza strategica per il tempio, perché praticamente da lì passavano le pecore, diciamo così, che dovevano essere sacrificate, e quindi passavano di lì, venivano lavate e venivano poi portate al tempio per il sacrificio. Le pecore venivano lavate perché quella era l'unica piscina consacrata per questo motivo. Era una piscina abbastanza grande, addirittura c'erano 5 portici, quindi era accerchiata da 5 portici. 5 portici, molti hanno visto in questi 5 portici la legge di Mosè, come se gli ebrei volessero ricreare qualcosa prima di entrare nel Tempio, cioè che prima di arrivare a Dio era necessario ubbidire alla legge, per questo c'erano 5 portici. Quindi la piscina rappresenta anche il giardino dell'Eden. Ci siete? Ma rappresenta anche qualcosa di irraggiungibile. Se voi ci fate caso, questi infermi erano là sotto esattamente come Adamo era fuori dal giardino dell'Eden, né più né meno. Tutti sapevano dove era la salvezza, ma nessuno ci poteva arrivare. Quindi l'angelo in tutta questa situazione è l'unica cosa spirituale. È l'unico movimento spirituale in quell'occasione. Tutto il resto è religione. Tutto il resto è adorare qualcosa che non c'è. Loro erano lì perché aspettavano che le acque si muovesse, e lui, poverino, non aveva la possibilità di entrare dentro l'acqua perché era paralitico, e non era neanche solo zoppo. Non è che non gli funziona, era paralitico. La parola ci dice che era paralitico, significa che non aveva niente in sé che si muoveva. Amen. Le sue gambe non funzionavano. Quindi ho paragonato il paralitico anche al cieco nato del capitolo 9. La differenza tra i due è che il cieco nato, come abbiamo detto, non conosceva qual era il vantaggio di vedere. Amen. Il cieco nato era nato cieco, che sapeva lui che cos'era la luce, i colori, la bellezza. Lui non sapeva niente di tutte queste cose semplicemente perché non le aveva mai viste. Il paralitico invece in sé riconosce qual è il suo problema, perché lo vede. E anche se era da 38 anni, la parola di Dio non ci dice che da quando era nato era paralitico, ma arrivato a un certo punto, probabilmente, da come noi intuiamo nella sua parola, è diventato paralitico. Per cui lui sa qual era il significato del camminare, sa che cosa voleva dire correre. Oltretutto lo sapeva perché vedeva gli altri camminare e vedeva gli altri correre. Amen. Ci siete? Quindi, però c'è una particolarità. È cieco. Il paralitico è cieco, anche lui soffre di cecità, di una cecità diversa, ma tutti quelli che erano sotto quel portico erano tutti ciechi.
Gesù in quel tempo aveva fatto già diversi miracoli, tra cui aveva fatto anche quello della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove c'erano 15.000 persone più o meno 15.000 persone che erano state sfamate. Com'è che loro non lo sapevano? Eppure Gesù in quell'occasione lo volevano anche uccidere. Ecco che cosa il Signore ci vuole dire. Certe volte noi ci fissiamo troppo su alcuni aspetti della nostra vita e non riconosciamo che Gesù è accanto a noi. Non riconosciamo che Gesù ci sta parlando. Guardate, il paralitico, ma non solo, tutti gli altri che erano con lui, avevano, secondo me, dei problemi. La malattia gli impediva di vedere Gesù. Il fatto di essere storpi, di non poter camminare, il suo sguardo rispetto al cieco nato, il cieco nato non sapeva qual era il vantaggio, abbiamo detto, di vedere la luce, ma quando ha sentito parlare di Gesù non gli è interessato niente, voleva quello che non aveva mai avuto. Il paralitico invece vedeva la sua situazione e quando ha visto Gesù non l'ha riconosciuto. Lui guardava sempre a se stesso. C'è un altro motivo per cui erano ciechi, perché loro vivevano in quel momento una situazione di idolatria, nel senso che loro aspettavano che l'acqua si muovesse, loro aspettavano che l'angelo scendesse per muovere l'acqua, loro non guardavano a Cristo, non guardavano a Dio, guardavano l'acqua. Loro aspettavano qualcosa che ogni tanto si manifestava e che neanche erano sicuri di poter conquistare. Il loro pensiero era troppo concentrato su una cosa morta, perché l'acqua in sé è morta. Amen. L'acqua in sé è inerte. Non c'è vita nell'acqua. E spesso noi guardiamo alle cose morte, il mondo di solito guarda alle cose morte e aspetta che quelle cose morte fanno un miracolo nella nostra vita. E non riconoscono Gesù che sta passando. Ma lo capite quanto è grave questa cosa? Il mondo vive di religiosità, adora cose morte e non riconosce Gesù che hanno accanto possibilmente, che gli parla. Non solo, l'angelo che è creatura di Dio diventa più importante del creatore Gesù. Anche in questo caso le persone certe volte adorano la creatura piuttosto che il creatore e si fanno sfuggire il miracolo, la presenza di Cristo nella loro vita perché guardano all'angelo, guardano al santo, guardano alla persona, guardano un po' quello che volete, ma il fatto di guardare qualcosa che non è Cristo, quello allontana dalla nostra vita il miracolo. Amen. Il nostro sguardo deve essere rivolto a Gesù. Quando noi guardiamo qualcos'altro, Gesù ha voglia, può parlare con noi, ma noi non lo riconosciamo. Quindi, Gesù però, se voi leggete al versetto 6, Gesù vedendolo gli disse: vuoi essere guarito? E l'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata, e mentre io vado un altro vi scende prima di me. È un miracolo strano, perché Gesù poi dice: alzati e cammina. Non richiede nessun atto di fede. Fateci caso. Guardate che dice, lo vogliamo leggere attentamente perché voglio che mi seguiate. L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. La guarigione è avvenuta prima che l'uomo si alzasse. Perché? Gesù che gli ha fatto però una domanda, che non gli ha detto tu hai fede in me, se tu hai, come ha detto ad altre persone, se tu hai fede nel Figlio di Dio tu puoi. Gesù non ha detto niente di tutto questo, gli ha detto: vuoi essere guarito? Dì alla persona accanto a te: vuoi essere guarito? Vuoi essere liberato? Qual è il passo successivo per ricevere questa guarigione e questa liberazione? Guardate che questo uomo, e ve lo voglio sottolineare, fin dopo la sua guarigione non ha riconosciuto Gesù.
Quindi non ha avuto fede. Guardate che non ha riconosciuto Gesù. E ora ve lo dimostro pure. Questo uomo ha confessato qual era il suo stato. Che cosa dice? Signore, io non ho nessuno che mi mette nella piscina quando l'acqua è agitata. E mentre io vado, un altro scende prima di me. Lui ha confessato quello che era inutile. Che la sua guarigione non poteva avvenire né ora né mai perché lui era quello che era. Ha semplicemente confessato la sua miseria umana. Quindi, se tu vuoi essere guarito e vuoi essere liberato, la prima cosa che devi fare è confessare quello che c'è nel tuo cuore che ti turba, quello che c'è nella tua mente, qual è il tuo problema. Questo è un miracolo strano perché vi dico che non c'è stata fede nell'uomo. L'uomo è stato all'istante guarito e lui ha sentito questa guarigione in sé. E quindi che cosa ha fatto? Ha ubbidito. Perché Gesù gli ha detto alzati e cammina. Lui ha ubbidito a qualcosa che già sentiva dentro di lui. Si è alzato, ha preso il suo lettuccio e se n'è andato. Manco ci disse così. Amen. Dì alla persona accanto a te, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Siccome era sabato, io non l'ho letto tutto, ma siccome era sabato, i sacerdoti hanno visto a questo che aveva sto lettuccio in mano. Gesù, guarda che oggi è sabato, non puoi portare il lettuccio in mano. Sì, ma quello mi ha guarito e mi ha detto, alzati, prendi il lettuccio e vai. Questo significa che noi dobbiamo andare anche contro i farisei, se necessario. Se Gesù ci dice di prendere il lettuccio, noi lo dobbiamo prendere. E i sacerdoti gli hanno detto, chi è costui? E quello gli ha detto, boh, non lo sapeva. Ma voi lo capite, uno che riceve un miracolo se ne va così, talmente è assuefatto di quello che gli è accaduto, talmente ha dentro di lui uno sconvolgimento totale perché non ha guardato più all'acqua, non ha guardato più all'angelo, non ha guardato più alla sua malattia, ha sentito in sé la guarigione e disse, io mi devo alzare. E questo è quello che il Signore vuole da noi, che noi ci alziamo, perché certe volte noi non prendiamo le promesse di Dio perché a noi ci piace il lettino. E ve lo dico bello chiaro, certe volte pure a me piace il lettino. Perché nel lettino uno è riposato. Si riposa. Sta tranquillo. A quello gli portavano da mangiare ogni giorno, qualcuno chiedeva l'elemosina. Ma lo capite che cosa il Signore vuole da voi? Il Signore vuole toglierci dalla miseria, dalla vergogna, il Signore vuole togliere da noi quello che non va, perché Lui è accanto a noi e certe volte non abbiamo bisogno neanche di tante preghiere. Gesù ci ne dice direttamente, sei guarito, alzati e cammina. E noi sentiamo che c'è la guarigione, sentiamo la presenza di Dio in noi, però ancora, ma come lo fa fare pigliare questo peso e farmi vedere in giro che ho preso questo peso, che Gesù mi ha detto, e poi le persone mi dicono Gesù ti ha detto, che parla con te lo Signore? Oh, svegliamoci, perché la grazia certe volte non scende su di noi solo perché noi non ci alziamo. Al versetto poi 14 e 15 finalmente Gesù, il paralitico incontra di nuovo Gesù, parla con Gesù e finalmente sa chi è Gesù. Finalmente ha scoperto chi è Gesù. Al versetto 15 corre dai farisei, incontra di nuovo i farisei e gli dicono Gesù mi ha guarito. Ha dato poi onore a Cristo, anche se poi è stato un problema per Gesù quella confessione. Però questo uomo, considerate questo fatto, che neanche conosceva Gesù, neanche sapeva chi era, neanche sapeva chi l'aveva guarito, eppure lui ha messo azione in una parola. Gesù non ha chiesto nessuna fede. Guardate, l'angelo in questo caso si è messo da parte, perché mentre per Adamo l'albero della vita era chiuso per Adamo,
Nel giardino dell'Eden l'albero era sigillato dagli angeli e quindi nessuno poteva avvicinarsi all'albero della vita. In questo caso l'angelo non è sceso perché quel giorno sapeva che l'albero della vita era lì presente. Ad Adamo è stato negato il cibo dell'albero, al paralitico gli è stato donato il cibo dell'albero. Per cui noi non siamo più nel giardino dell'Eden, noi siamo in quel posto, nella piscina di Bethesda, e Gesù è lì per noi. In questo giorno noi abbiamo la possibilità di mangiare quel frutto, di capire quello che il Signore vuole dalla nostra vita, di farci riempire dalla sua presenza. Quindi l'albero, il paradiso di Adamo è diventato un luogo di vergogna per l'uomo, mentre il paradiso del paralitico è diventata la gloria dell'uomo. Nel paradiso di Adamo, nel paradiso dell'Eden, l'uomo si nasconde dall'uomo, l'uomo si nasconde da Dio perché si vergogna. Mentre in questo piccolo paradiso il paralitico si apre, confessa la sua vergogna. Ecco qual è la differenza. Nel paradiso dell'Eden, Adamo dà la colpa agli altri della sua situazione. In questo paradiso lui dice che è colpa sua se non riesce ad arrivare alla piscina. Vedete che c'è una confessione di quello che è la sua condizione. Certe volte noi siamo duri a confessare a Dio le nostre debolezze, siamo duri di confessare quello che in noi non va, e questo diventa un muro, diventa un ostacolo. Dico, ma tutto dobbiamo confessare? Dipende se vuoi essere liberato o va bene così come sei. Dipende se devi correre o preferisci camminare zoppo. Dipende se ti basta una luce fievola per camminare o una luce bella, limpida per correre. Tutto dipende da noi. Amen. Quindi sotto quel portico c'era la morte. L'angelo ha dato la possibilità a uno solo di essere guarito. Gesù si è guardato intorno e ne ha visto uno solo. Poteva guarire tutti. Perché non è avvenuto questo? Perché abbiamo detto che Giovanni, quando ci vuole dire qualcosa, i suoi miracoli ci vogliono dire sempre qualcosa. E quell'uomo era la perfetta immagine di ognuno di noi. Tutto il male che ci poteva essere in quell'uomo è il male che c'era in noi. Tutte le debolezze che erano in lui sono le debolezze che sono in noi. Abbiamo parlato del cieco nato in cui sono stati guariti gli occhi. E stiamo parlando di quest'altro paralitico, perché quello che non camminava bene, il fatto di non camminare spiritualmente ha un significato importantissimo, cioè quando noi siamo paralizzati spiritualmente vuol dire che noi non capiamo le cose di Dio, vuol dire che noi camminiamo male nelle cose di Dio e certe volte non capiamo e non afferriamo quello che il Signore ci vuole dire perché siamo paralitici. Questo non vuol dire che non siamo figlioli di Dio, ma che certe volte noi, per problemi che ci circondano, possiamo fermarci perché non riconosciamo quale può essere il problema. Quindi la migliore cosa per noi è stare sul lettuccio. Gesù oggi ti sta dicendo e ti sta invitando invece di alzarti. Sei guarito, ti devi solo alzare e camminare. Significa prendi il tuo problema e non metterti sopra il tuo problema. Il lettuccio non deve essere per te motivo di freno. Il lettuccio te lo metti sotto il braccio e quando ti vuoi riposare ti riposi. Amen. Dì alla persona accanto a te: alzati e cammina. Perché oggi quel paradiso non c'è più, il paradiso di Adamo, non c'è più l'Eden. Oggi c'è un paradiso diverso dove l'albero della vita non c'è più negato. Noi possiamo mangiare del pane che scende dal cielo, noi possiamo mangiare da quell'albero. Amen. E guardate che certe volte non è necessario. Perché Gesù non si è rivelato? Perché lui non ha dovuto mettere fede in Gesù, ma ha solo ascoltato quella voce? Perché il suo desiderio grande era quello di guarire. Guardate che il Signore lo sa quali sono i tuoi problemi. Lo sa quali sono i tuoi problemi.
E lo sa talmente tanto che certe volte il Signore ti viene incontro senza neanche che tu lo nomini, senza che neanche tu lo cerchi. Lui sa quali sono i tuoi problemi. Questo significa, ecco perché non si è rivelato Gesù al paralitico, perché certe volte Dio è talmente buono con noi, Gesù viene verso di noi, che non è necessario neanche invocarlo certe volte, perché Lui sa quali sono i nostri problemi. Non dobbiamo invocare più il nome del Signore? No, non sto dicendo questo. Io vi sto dicendo che Lui è talmente generoso nei nostri riguardi che Lui viene a noi anche senza che noi lo chiamiamo. Lui è presente nella nostra vita senza che neanche noi ce ne accorgiamo. Lui ci guarisce in momenti senza che neanche noi capiamo che siamo stati guariti e liberati. Questo è il grande amore di Dio. Gesù ha amato quell'uomo così. Non gli ha neanche detto che era Gesù. Quindi non gli ha neanche detto che era andato a lui perché lo amava. Amen. Ci vogliamo alzare e vogliamo in questo giorno, Signore, noi vogliamo presentarti le nostre paralisi, Signore. Tutto quello che ci paralizza, Signore. Ci paralizza la paura, Signore, noi te la presentiamo. Ci paralizza il lavoro o la mancanza di lavoro e noi te lo presentiamo. Ci paralizzano gli effetti, Signore, e noi te li presentiamo. Marito, moglie, figli, nonni, bisnonni, Signore, noi te li presentiamo tutti. Qualsiasi cosa, Signore, che paralizza la nostra vita, noi la mettiamo davanti a te. Come ha fatto questo povero paralitico, noi ti diciamo la stessa cosa, Signore. Nessuno mi può liberare. Dillo insieme a me, nessuno mi può liberare. Ecco, Signore, di soltanto una parola in questo momento, al nostro cuore, alla nostra vita, di soltanto una parola, Signore. Guariscici all'istante, Signore, come hai guarito quel paralitico. Dacci, Signore, di quel frutto che Adamo non ha potuto gustare e che questo uomo ha gustato. Nel nome tuo potente, Gesù. Vieni in soccorso alle nostre necessità. Nel nome tuo potente, Signore. Ti chiediamo di stendere la tua mano, Signore. Di guarirci all'istante. Parlaci, Signore, dici, alzati e cammina. E noi ubbidiremo, Signore, a quella parola. Vogliamo alzarci, Signore, per la tua gloria. Vogliamo alzarci, Signore. Non vogliamo fare come Adamo, che si andò ad accovacciare dietro un cespuglio, ma vogliamo, Signore, alzarci. Non vogliamo fare come Adamo, Signore, che si nascose alla tua voce, ma come il paralitico, Signore, noi vogliamo venire verso di te, parlarti, aprire il nostro cuore, denudarci, Signore, da tutto quello che è nella nostra vita. Non vogliamo fare come Adamo, che non ha cercato il perdono e la guarigione. Vogliamo fare come il paralitico, che ha ricevuto la tua guarigione. All'istante, Signore, fallo oggi, in questo giorno, Signore. Nel nome tuo, Signore, muoviti, Signore. Con passione, Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, Gesù, Signore. per il tuo amore agisci. Stendete anche voi la mano sul vostro problema, stendete la mano sulla vostra paralisi e ordinate a questa paralisi di andarsene via nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù noi vogliamo cacciare via, Signore, ogni circostanza cattiva, Signore, che ci paralizza, ogni circostanza cattiva, Signore, che ci rende infermi. Nel nome di Gesù noi vogliamo cacciare via, Signore, ogni ostacolo che è tra me e te, tra noi e te, Signore. Noi vogliamo togliere via ogni ostacolo nel nome di Gesù Cristo. Vogliamo, Signore, alzarci, Signore, e camminare secondo la tua volontà. Vogliamo, Signore, elevarci, Signore, andare incontro, Signore, al nostro destino, che è il destino di figlioli di Dio. Nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo elevarci, Signore, e testimoniare che Tu ci hai fatto alzare, Signore, e ci hai elevato ai cieli, Signore. Gloria a te, Gesù. Nel nome di Gesù, Signore. Grazie, Gesù.
Vogliamo, Signore, distruggere ogni idolatria che ci circonda, ogni piccola idolatria che abbiamo fatto dentro di noi e noi non capiamo, Signore, che ostacola la nostra libertà, Signore. Nel nome di Gesù noi vogliamo abbattere ogni forma di idolatria, Signore, che c'è ancora nella nostra vita. Liberaci, Signore. Noi non lo conosciamo magari, Signore, ma Tu puoi. Rivelati e rivelaci qual è, Signore, l'ostacolo. Nel nome di Gesù parla al nostro cuore. Manda su di noi una rema, Signore, una parola rema, Signore. Oh Dio, shada Dio snaisera che mai. Guarisci le gambe, Signore. Oggi ho avuto un dolore particolare alle gambe. Mi sono detto forse l'età. Però, Signore, forse è un segno che vuoi dare a qualcuno. Vuoi guarire qualcuno nelle gambe, Signore? Questa sera, Signore, vogliamo chiederti questo, di guarire le gambe, Signore, i piedi, le gambe, le ginocchia, Signore. Nel nome di Gesù, Signore eterno. Stendi la tua mano, vieni a darci guarigione nelle gambe, Signore. Vogliamo camminare, Signore, vogliamo testimoniare questa guarigione, Signore. Nel nome di Gesù intervieni con potenza, Signore. Nel nome di Gesù, Signore. Alzati e cammina, dice Gesù. Alzati e cammina. Guarisci ancora, Signore. Nel nome di Gesù. Vogliamo presentarti, Signore, la nostra vita. Vogliamo presentarti, Signore, tutti i problemi che abbiamo nella nostra casa, Signore. In questo giorno, Signore, dove spezzeremo il pane e berremo il vino, Signore. In questo giorno, nel giorno del memoriale della tua morte e della tua resurrezione, vogliamo confessare non solo i nostri peccati, Signore, ma anche i nostri problemi. Li vogliamo mettere tutti ai piedi della tua croce, Signore. Vogliamo essere liberi, Signore, di prendere la Santa Cena con un cuore sano, santo, sanato. Signore, davanti ai piedi della croce noi mettiamo il lavoro, Signore, mettiamo la famiglia, mettiamo i nostri figli, mettiamo, Signore, i nostri genitori, mettiamo nostra moglie, nostro marito, mettiamo tutti coloro, Signore, che ci angosciano l'anima, Signore, e ci rubano la gioia della vita. Signore, noi non vogliamo farci rubare niente dal nemico. Tutte quelle persone che ci fanno male, Signore, noi le mettiamo davanti a Te. In questo giorno, Signore, noi vogliamo gioire dalla Tua presenza. Vogliamo essere sciolti, Signore. Scioglici nel nome di Gesù, affinché possiamo venire degnamente alla Tua presenza, degnamente prendere il pane, degnamente bere il vino, Signore. Affinché ogni malattia venga scoraggiata, Signore, nello stare accanto a noi. Ogni malattia venga allontanata. Ogni forma di morte venga schiacciata. Signore, in questo giorno noi vogliamo fare un funerale. Vogliamo fare un funerale alla morte, Signore. Col Tuo corpo, Signore, col Tuo sangue, col Tuo sacrificio, Signore. Tu hai sconfitto la morte. Grazie, Signore. Gloria a Te, Signore. Oh, Shadarias Naisera. Oh, Dia Naisera, la Rahida Dia Shamaya. In questo momento noi vogliamo dire a quella pietra che è davanti a noi:
rotolati via. Nel nome di Gesù. Perché noi vogliamo uscire da ogni tombo, da ogni sepolcro, da ogni situazione significa, da ogni problema. Noi ora vogliamo uscire nel tuo nome, Gesù. Noi vogliamo risolvere veramente ogni problema con te nel nome di Gesù. Noi confessiamo davanti a te che siamo piccoli e molte volte sperduti, smarriti, e non sappiamo fare, non possiamo fare le cose che puoi fare tu. Vieni veramente, Signore. Vieni, perché noi ti abbiamo dato l'autorizzazione a togliere davanti questo problema dalla nostra vita. Amen, nel nome di perché Gesù. noi vogliamo risuscitare da questo problema, Signore. Noi vogliamo veramente, Signore, fisicamente, moralmente, intellettualmente, spiritualmente, umanamente. Noi vogliamo risuscitare, Signore. Oh sì, Signore, nel nome di Gesù. In noi vogliamo essere totalmente risuscitati. Noi non vogliamo nessuna parte dormiente in noi. Noi non vogliamo nessuna parte bloccata, Signore. Problema, Padre, nel nome di Gesù risuscita, nel nome di Gesù. Situazione ingarbugliata risuscita, Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Davanti a te tutto è pianura. Pianifica ogni cosa. Rendi piano ogni cosa, Signore. Perché ti è possibile. Noi ci siamo arresi a te. Abbiamo dato i nostri problemi a te e noi ti diciamo: pensaci tu, fai tu, Signore, come il paralitico, fai tu, Signore, fai tu, Signore. Risuscita, risuscita, luce del mondo, manda la tua luce, ogni sepolcro riempi con la tua vita. Apri il nostro cuore, riempilo di te. Sia vita, vita su di noi.